Bentornati a Storie. Chi di voi conosce un pochettino il genere epico sa che l'epica è stata spunto di tante riflessioni, tanti argomenti che al di là dell'Iliade e dell'Odissea sono andati avanti per secoli, per anni. Uno di questi elementi è sicuramente la parodia. La parodia dell'Iliade e dell'Odissea. Chi è un po' cultore anche del mondo televisivo italiano ricorda grandi parodie dell'Iliade e dell'Odissea che hanno affascinato il grande pubblico. Ecco, l'Iliade e l'Odissea vengono secoli dopo in qualche modo parodisticamente esorcizzati attraverso due opere che sono simpaticissime e che influiranno moltissimo sulla civiltà occidentale, non immediatamente ma su lunga prospettiva. Una di queste opere si chiama Batracomiomachia. La Batracomiomachia è la guerra delle rane contro i topi. Il re delle rane si chiama Gonfiagote e il re dei topi si chiama Rubabriciole. Un giorno Gonfiagote invita Rubabriciole a esplorare lo stagno con lui, ma mentre stanno esplorando lo stagno, Rubabriciole è sopra la gobba di Gonfiagote, ecco che arriva un serpente marino e Gonfiagote, che non è un eroe dell'epica, si spaventa tantissimo e si inabissa, ma inabissandosi il Rubabriciole muore. E a quel punto i topi, sconvolti dalla morte del loro re, vanno e fanno la guerra alle rane. E sembra quasi che stiano per prevalere, ma lì intervengono gli dei perché non è destino che i topi prevalgano sulle rane, ma inviano i granchi che camminando all'indietro aiutano la vittoria definitiva delle rane. È una storia, una storiella, qualcosa che fa profondamente ridere, qualcosa che è buffo, ma che dimostra come l'epica fosse così possente, così grande, così grandiosa che ci fosse il bisogno a volte di qualcosa di più leggero. Il bisogno di leggerezza, il bisogno di capire come dentro le grandi storie ci siano anche delle piccole storie. E vi faccio un altro esempio, un'altra opera bellissima che si chiama Margite. Il protagonista per l'appunto è questo Margite, che è l'antesignano dell'inetto. Margos è lo sciocco, in greco è lo sciocco, colui che è incapace di fare le cose, quello che Italo Svevo chiamerà per l'appunto l'inetto. L'inetto, quello che è incapace di stare di fronte alla vita e di stare di fronte alla realtà, addirittura è incapace di poter vivere una vita coniugale con sua moglie si deve inventare, e questo è il culmine della parodia, di essere molto molto malata, che l'unico modo per farla guarire era di intraprendere una vita coniugale insieme. E Margita allora, così spinto da tutte queste motivazioni umanitarie, riesce finalmente a essere un marito per questa donna. Fa abbastanza ridere, ma è la ridicolizzazione dei due grandi temi dell'Iliade e dell'Odissea, che erano il tema dell'eroe e il tema dell'amore. Nella vita si vive di grandi eroismi, nella vita si vive di grandi amori. Questo pensavano i greci. E ridicolizzare voleva dire prendere in giro gli eroi, Rubabriciole che si inabissa di fronte al serpente, e prendere in giro l'amore, questa incapacità di essere mariti che Margite porta avanti con questa grande perizia. Siamo quasi arrivati in fondo a quello che viene chiamato l'Omero minore. Ci rimangono ancora gli inni, che sono delle meraviglie che meritano di essere approfondite. Lo facciamo domani qui a Storie.